Nell'anticipo del sabato si affrontano due squadre di pari livello e classifica simile. Nell'eterna antologia tra Piemonte e Liguria si aggiunge l'ennesimo fiore, destinato ad emozionarci come sempre. Serie D Girone A, Vado Chieri, benvenuti. Terzo minuto, subito Vado in attacco, possesso palla sul limite dell'area. Maier scatta e viene atterrato, l'arbitro non ha dubbi, assegna il calcio di rigore. Sebbene il giocatore non avesse la palla, la chiamata sembra corretta. Sul dischetto si presenta Sancinito che è fredda al punto giusto, rosso-blu in vantaggio. Settimo minuto, ancora padroni di casa all'attacco. Maier sulla sinistra fa partire il cross, Molinari non ci arriva per un soffio. 20° minuto, episodio molto dubbio per gli ospiti. Miello cade in aria, spinto da Keane, decisione, rigore. Regalo dell'arbitro, a voi la scelta. Sul dischetto si presenta lo stesso Miello che spiazza Lucia e insacca l'1-1. 13° del secondo tempo, montato da Simone Maggi, sostituzione per gli ospiti, entra in campo una vecchia conoscenza di Samp Fiorentina Chievo, Franco Semioli. 16°, proprio il neoentrato Semioli si smarca sulla fascia sinistra, mette un cross delizioso che Miello non può non insaccare, 2-1 per gli ospiti. 20°, i padroni di casa non ci stanno, si riversano in avanti, azione rocambolesca, apertura sulla sinistra per Chiarabini che fa partire il tiro, parata pazzesca dopo una serie di rimpalli. 22°, forse la svolta, il bomber Miello espulso per una gomitata, finale al cardiopalma. 30° del secondo tempo, ancora Vado in attacco, Sancinito si trova la palla dal limite dell'area, tiro, fuori di poco. Un Chieri molto compatto batte un Vado con poche idee e confuse. Gli uomini di Mr. Buttu dovranno lavorare molto in settimana per cercare di riparare.